parla sempre della riforma Fornero e la domanda è: ma questa riforma Fornero qualcuno l'avrà voluta? Perché altrimenti nella situazione nella quale ci troviamo si trovano tantissime persone. Che cosa ne pensa e secondo lei è fattibile comunque cercare di avvicinarsi ai tantissimi esodati nel nostro paese? Noi dell'Italia dei Valori in Parlamento abbiamo votato contro la riforma Fornero perché riteniamo che sia stata la peggiore riforma del lavoro dal dopoguerra in poi. In un sol colpo ha danneggiato datori di lavoro e lavoratori. Noi quindi siamo per abolirle, stiamo anche su questa presentando un disegno di legge di iniziativa popolare, abbiamo depositato in Cassazione proprio per eliminarla e dopodiché ripristinare i diritti, perché noi dobbiamo puntare sul lavoro vero, non sul precariato. Bene, innanzitutto gli esodati, noi dobbiamo ridare diritti e dignità agli esodati, sono 300.000 persone in Italia che in un giorno, grazie alla riforma Fornero, si sono trovati non pensionati e senza lavoro, quindi disoccupati, con una tragedia. Io ne ho incontrati diversi, loro hanno adesso una tragedia anche in famiglia, perché sono persone di 58-60 anni che quindi ancora non possono andare in pensione, sono disoccupate e cercano lavoro in competizione con i loro figli di 25-30 anni che a loro volta sono disoccupati. Una tragedia epocale abbiamo creato, quindi restituiamo dignità e i diritti ai lavoratori esodati. La seconda questione, creiamo lavoro vero. Vedete, il Job Act punta a tutelare un lavoro che c'è, a riorganizzare. Noi riteniamo che non ci sia. Anche la questione del contratto di apprendistato. Noi pensiamo che non si possa puntare allo sviluppo economico puntando sul precariato, ma sinceramente veder litigare se rinnovare un contratto di apprendistato di 36 mesi 5 volte o 8 volte, ma per me possiamo rinnovarlo anche ogni giorno. Il problema è che è sempre un contratto di 36 mesi ed è un contratto che quindi è un contratto precario. Se noi pensiamo di fondare lo sviluppo del nostro paese sul precariato, non ci andiamo da nessuna parte. Quello che ci vuole è fare in modo che ci sia una minore incidenza delle tasse sulle piccole e medie imprese del nostro paese, che possono quindi realmente cominciare ad assumere e cominciare a essere competitive sui mercati, perché in Italia le tasse sono al 46%, in Europa al 21%, è ovvio che non competi.